Noi siamo gli esordienti 2003 del Padova. La più forte nel settore giovanile, direi. Ovvio, Edoardo Pieragnolo ha segnato contro la Juve. Sì, ho fatto un grande anticipo e ho intercettato il loro difensore e ho insaccato il gol, diciamo, ho insaccato in rete. Ha gonfiato la rete. Sì, siamo uno squadrone, sicuramente non siamo una squadra di nababbi. Ci piace giocare, ci piace divertirci. Gigi te la vedo. Lui non sa fare il giornalista, io sono molto più bravo. Gabriele, le statistiche parlano chiaro. Mi dicono che tu sei uno dei migliori centrocampisti del calcio Padova, ma sono vere queste voci? Girano tante voci, ma non si sa quali sono vere e quali false, quindi io gioco e basta. Come stai giocando ultimamente? Beh, cioè abbastanza bene, a parte qualche partita giocata male, ma... Lei come le sembra questo Padova? È una società molto bella. A lei? È migliorata nel corso degli anni dopo la decadenza. È una bella società e basta. Sì, ma non è che dovete dire tutti la stessa cosa. Una società pronta per salire di categoria. Caro presidente Bergamin, per Natale vorrei un paio di scarpe alte. Buon fine di campionato per noi e una buona classifica. Una cosa che servirebbe tanto alla squadra sarebbe almeno una volta a settimana allenarci su un campo di erba vera. Un campo di erba normale per metterci il fine settimana, dove facciamo così sempre partite in erba naturale di giocare meglio. Un bel fine campionato. Vorrei una borsa nuova. Una maglia di prima squadra. Anche delle casse per metterle in spogliatoio, così prima della partita ci possiamo ascoltare musica. La nostra squadra abbia un campo da solo e da non condividere con le altre squadre. Vorrei che la prima squadra andasse meglio in campionato. Per Natale io vorrei la sua Ferrari. Un paio di scarpe alte. Vorrei FIFA 16. Della attrezzatura nuova. Vorrei un pallone nuovo. Per Natale vorrei una casa nuova. Vorrei delle scarpe nuove. Vorrei scarpe alte. Vorrei la paghetta. WWE K16. Vorrei giocare alla piani tutte le partite che ci sono in casa. PlayStation 4 con dentro anche Black Ops 3 se possibile. E un paio di scarpe alte da calcio. Fare allenamenti anche su erba vera. Vorrei un campo da calcio sotto casa. Vorrei ricevere anch'io un paio di scarpe da calcio e spero che mi cresca il piede. La prima squadra andasse meglio. E adesso diamo la linea al TG5. Buona serata.